Stasera l'argomento è: secondo voi Mauro Biglino può essere il falso profeta, ossia colui che aprirà la porta al Dio alieno, ossia l'anticristo? Questa è una domanda che in tanti si pongono, anche perché questo Biglino fa quasi paura ultimamente, quindi l'abbiamo definito come colui, il falso profeta che aprirà la porta, ciao Rosa, al Dio alieno, ossia l'anticristo. Cioè noi abbiamo dato sempre la colpa al Papa che sia il falso profeta, ma mi sa che sia proprio Biglino, perché lui sta facendo tanto per portare più persone a sé, con modi molto convincenti, perché lui è un traduttore di lingue antiche, quindi dice che la Chiesa, ciao Alessandro, dice che la Chiesa, ciao Isabella, ha ingannato tutti perché la traduzione non è esatta, oppure è stata fatta in modo diverso. Quindi diciamo che lui benissimamente può essere il falso profeta, colui che aprirà la porta al Dio alieno che sia, diciamo che è l'anticristo in realtà, quindi lo porterà lui qua, perché ultimamente tutti aspettano questo, ciao Alessandro, questo Dio alieno, il Messia alieno, tutti quanti sta cosa aliena. Allora mi pare che stanno cercando di aprire come una strada a questa convinzione che Gesù, oppure anzi, come lui dice, Yahweh camminava sulla terra inizialmente, diciamo. E diciamo inizialmente erano, non aspetta nessun articolo, vabbè lo so, però questo è quello che dice lui. Lui dice che gli Elohim, Elohim non significa Dio, significano tante persone. Quindi sono arrivate tutte questi, diciamo, ET, come dici tu Rosa, e si sono divisi la terra. Tu ti prendi qua, tu ti prendi qua, perché c'è stata una guerra in cielo. E lui fa pure la caricatura, che ne sappiamo che quelli che hanno vinto chi sono i cattivi o i buoni? Può darsi pure che i buoni hanno vinto e hanno scagliato i cattivi giù, dice. Quindi lui direbbe che diciamo, Yahweh, che sarebbe Dio, sarebbe anche diciamo cattivo in effetti, perché così lo descrive nella Bibbia. L'ha descritto come, che ne so, tipo un condottiero, uno che si combattevano per prendersi la terra, questo è mio, 40 vergini, si dividevano, l'ha descritto quasi in modo, cioè un libro sacro è diventato un libro di guerra. Sì, sì, Yeshua è uguale, sì, sì, questo è quello che lui dice, però al finale lui dice che Dio, siccome tutti quanti diciamo che Dio non ha mai visto nessuno, bene Antonio, bene, allora dice che Yahweh camminava sulla terra e quindi la Chiesa nella Bibbia dice che Dio nessuno l'ha mai visto a parte Mosè, ma che neanche l'ha visto al finale, ha dato solo i 10 comandamenti in effetti, quindi non l'ha visto nessuno, si può dire Dio. Invece Biglino dice che sto Yahweh camminava sulla terra, mangiava, beveva e che sono anche come noi mortali. Loro vivevano di più, 1000 anni, 1200 anni, morivano lo stesso, non cambiava nulla. Quindi secondo me può essere tranquillamente il falso profeta, colui che arriverà. Noi diciamo sempre il Papa, ma mi sa che poco c'entra quel Papa, anche se non è che pure il Papa a volte ce lo mette di su e fa delle cose che Dio vuol dire dei, sì, d'accordo Alessandro, però lo Elohim, dice Biglino, nessuno sa cosa significa e quindi la Chiesa ha detto che Elohim significa Dio. Eh, diciamo, allora, invece Elohim, tradotto diciamo, in lingua ebraica, secondo Biglino significa, siccome a plurale, significa dei. Sì, sì, grazie. No. Allora, loro dicono, dicono sì, però pure gli ebrei hanno detto che Biglino sta sbagliando,
Perché è vero che nella Bibbia ci sta scritto Elohim potrebbe anche significare alla, diciamo, plurale, come dicono lei, però è pazzesco al finale. Cioè, allora tutti quanti abbiamo detto che sia lui oppure sia un altro. Allora, un attimo solo ragazzi, ho dovuto togliere questa rosa mistica, sapete perché ragazzi? Perché questa qui non è rosa mistica, questa qui è una che fa fastidio sul canale. Adesso si è messo il nome uguale della signora, solo che stavolta io mi ero prefissato come era il, come si chiama? Il pallino. Mi senti Alessandro adesso? Alessandro mi senti? E diciamo che la cosa era così. Quindi questa signora dà fastidio sul canale e si spaccia per una persona che non è. Vedete che scriveva cose che non c'entrano nulla con il video e comunque l'ho bannata da casa subito. Quindi in effetti, sì, forse non la connessione credo, non lo so perché la voce stava tutta alta, non lo so. Comunque dicevo ragazzi, quella signora Rosa Mistica che avete visto è una che dà fastidio sul canale. Non è lei, bensì è una che molesta a tutti quanti, quindi state nella larga. Quindi l'ho bannata subito perché Rosa, la mista, quella che mi segue, c'ha la testa quadrata, questa c'aveva la testa rotonda. Ha fatto male stavolta perché me lo sono segnato. Eh sì, ma non lo so, forse era il segnale, non lo so. Allora, comunque, diciamo che il video non è una accusa a Beghino, io voglio sapere cosa ne pensate voi. Possibile sia lui o no? Sì, lui parla male proprio di, diciamo, di Dio, in effetti. Non è che parla, lo giudica quasi un mostro, quella è la differenza. Perché io dico che sia l'anticristo. Perché lui non ne parla proprio bene, cioè lo descrive proprio in un modo esagerato. Quindi, mo per quanto voglio capire che tu vuoi dire che non sia qui, che sia però limitati. Invece lui sta facendo. Poi ragazzi, i comizi che fa, lì si paga e si ringrazia, non pensate che vuoi andare gratis lì. Sì, sì, li ho visti, sì, li conosco, sì. Cioè, tu vai là, devi pagare quattrini per guardare. Io volevo andare a un comizio, la verità, che poi non c'è stato. Sai quando si pagava, ragazzi? Si pagava, poi dipendeva dalla poltrona che sceglieva avanti e indietro. 100, 150, 200. Ci rendiamo conto? Sì, li conosco diciamo da internet, non li conosco proprio di persona. Li conosco tramite, diciamo, YouTube. Quindi pensate che Biglino lo sta facendo per soldi. Può darsi pure che non sia il falso profeta, ma sta approfittando della situazione per fare denaro, eh. Qua tutto ci sta. Tutto all'inverno non possiamo andare, ah. È un po' esagerato. Guarda, io certe volte sai che cosa penso dell'anticristo? No, io l'anticristo mi aspetto una persona benevola, una che aiuta la gente, perché parliamoci chiaro ragazzi, il Lucifero non è come tutti quanti, quando sentiamo Lucifero, Satana, tutti quanti ci aspettiamo, perciò ho messo questa immagine, vedi con le ali bianche, Lucifero non ha le corna, non è rosso. Sì, vabbè, al venerdì fanno la live, sì, ok. Lucifero è un angelo bellissimo, quindi tutte queste, come si dicono, guarigioni, miracoli, lì può agire il male. Cioè, lui fa vedere una cosa buona, ma ci sta qualcosa di male dietro. Cioè, se per farsi seguire doveva fare cose buone, non cattive.
Sì, sì, ma può stare sicuro che Biglino, secondo me, non magna magna lì, ha visto un po' la situazione come poteva tirarla diciamo, dalla sua parte. Però io penso che un traduttore guadagna, con le traduzioni del Vaticano, non credete che il Vaticano da 1000 euro al mese, 2000 euro al mese, Michele, eh? Penso che un traduttore di lingua antica, aramaico, ebraico, copto, non prende uno stipendio di un operaio, eh. Sta guadagnando di certo più così, eh. Partiamo da questo che guadagnerà molto di più facendo comizi, perché se in un comizio tu calcola che fai, quanto sono ragazzi? Sono 10.000 euro. Adesso paga quello che ha montato, paga la sala, paga il coso. Comunque a casa ti porti 7.000 euro puliti, eh. Solo con la Bibbia in mano e una traduzione che hai fatto. Sì, quando hai pagato i fonici, quando hai pagato la sala, su 10.000 euro incassati, 7.000 te li porti a casa. Ma è garantitissimo, guarda, e siete in un anno, fai un giorno sì e un giorno no, un comizio, che lui poi ne fa di più. 2 o 3 anni hai fatto sistemata la vita, eh. Sì, anche questo può essere, adesso che sta aiutando, viene aiutato dai poteri forti, anche questa è un'opzione che può anche stare, però fatto sta, sì, lo so, però al finale, guarda, ti dico una cosa, no? Io penso che l'anticristo fa cose belle, perché deve ingannare, l'ingannatore è così, lui deve ingannare più persone possibile. E come lo può fare? Facendo miracoli. Ma questo qua secondo me è un problema di... perché sta arrivando un po' di maltempo qui, secondo me questo deve essere. Perché io ho una connessione internet 100 mega, quindi più veloce di questo è impossibile quasi. Quindi sicuramente, come dicevo, diciamo, l'anticristo farà grandi miracoli perché deve ingannare, perché deve dichiararsi Dio in effetti che lui è il Messia che è venuto di nuovo in terra e quindi farà grandi opere, grandi miracoli. Quindi a volte pure io quando sento un miracolo qui, ciao, Danny Love You Fidel, è un bel nome, è un po' cortino però, qualche altra lettera la potevi mettere. Ciao, buonasera. Quindi ingannerà, ma no, ingannerà tantissime persone. Questo io a volte quando vedo il miracolo Meggiugori, il miracolo qui, il miracolo così, ma io ti dico la verità, ma siamo sicuri che sei stata la Madonna? Siamo sicuri che sei stato un santo? Cioè al finale stiamo sempre con il dubbio, perché nessuno mai, neanche il Papa ora si è sbilanciato che a Meggiugori e a tutti questi luoghi sacri ci sia la Madonna, ci sia stato... hanno detto c'è stato qualche cosa, però non c'è la certezza che sia la vera Madonna, la mamma di Dio. Quindi possiamo pure capire che tutti i miracoli che sono avvenuti, a parte ragazzi che i veggenti lì si sono arricchiti tutti quanti, eh. Partiamo che più diciamo, mm, diciamo, veggente più piccolo a miliardi, quindi è come Biglino, ha fatto i miliardi su una cosa che se mai è accaduta un pochino, hanno aggigantito un po' la cosa. Ma no, nemmeno, a Meggiugorje purtroppo pure per affittare una stanza, ste regioni ci vogliono 1.000 euro. Oramai lì è tutto business, pure se ti pigli un po' di acqua la paghi 10 euro lì, perché dice questa è acqua santa. Quindi anche lì ci sta il dio denaro, quindi non possiamo dire che sì, sì, allora purtroppo se arriverà l'anticristo Alessandro, parliamoci chiaro, che deve fare per far credere alla gente che lui è Dio? Tiene una soluzione, fare miracoli, fare cose che una persona normale non può fare e
giustamente deve fare qualcosa che nessun uomo può fare. Quindi, o come dice Biglino, arrivano questi alieni e si presenta come un alieno, allora dicono non ci ha creato Dio, ma ci ha creato il Messia alieno. Oppure arriverà davvero una persona che dirà che lui è Dio e farà miracoli e cose, diciamo, inimmaginabili e si proclamerà Dio. Quindi la cosa è così, due sono le soluzioni. Io posso pensare che Biglino sia colui che sta aprendo la porta, che arriveranno prima o poi sulla terra i veri. Sì, ma quella è che Dio non ha madre, appunto. Però loro dicono che è la madre di Gesù, ma questa è la cosa che vogliono dire. Però io come sempre ho detto, ragazzi, lo ripeto sempre, io ho detto, io prego il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. I santi sono persone di Dio, però io li prego, qualche volta l'ho fatto, però so benissimamente che non vanno pregati. Sono persone speciali, però non vanno venerati. Infatti nella Bibbia lo dice pure, non avrai Dio all'infuori di me. Quindi già lì te lo devi immaginare. Però, quindi Biglino può aprire la porta, diciamo, al Messia, alieno oppure l'anticristo. Come può darsi pure che Biglino lo stia facendo per uno scopo economico. Quindi lo scopo di questo video è fare la domanda: secondo te credi che Biglino è il falso profeta? Sì o no? E rimanere giustamente il motivo pure perché no, oppure perché sì. Sì, hai ragione Massimo, figurati, hai ragione perfettamente. Sì, ma il Vaticano, allora il Vaticano ragazzi, quello è il problema, sì, ma io certe volte, guarda, ho letto i Vangeli apocrifi, allora dove sta scritto? Penso che le avete sentite pure voi queste parole. Il regno di Dio è tutto intorno a te e tutto in ciò che vedi, diciamo quelle parole, non mi ricordo bene. Alza una pietra e mi troverai, spezza un pezzo di legno e io ci sarò. E dice che il regno di Dio è tutto intorno a noi, non dentro la chiesa o di un cosa di mattoni o di legno, così era, questo falsetto, diciamo. Quindi significava in quel Vangelo di Giovanni, là, che è stato apocrifo, che non c'è bisogno di entrare in una casa fatta di mattoni o di legno per pregare Dio, perché Dio è ovunque. Quindi all'epoca hanno fatto gli imbrogli sicuramente. Vangelo di Tommaso, sì, non mi ricordavo qual era. Comunque diciamo che lui dice che non c'è bisogno di andare, ma non di andare in chiesa, eh. E il problema è che la Chiesa ha deciso che si devono fare tutte queste chiese, si devono fare, diciamo, deve andare in chiesa, quando poi Gesù, come sappiamo la storia noi ragazzi, disse andate per il mondo a portare la mia parola. Se fosse stata diversa la storia avrebbe detto ragazzi, alzate degli edifici, fate delle chiese, dei luoghi per accogliere le persone e pregare. Invece Gesù disse andate per il mondo a predicare la mia parola. Allora, se avrebbe detto ragazzi, domani mattina mi raccomando, cominciava a mettere una chiesa qui, una chiesa qui, avrebbe... la chiesa ha detto giustamente, poi abbiamo deciso così, ognuno può andare da Gesù, quando poi, sì, ma poi ragazzi, pure il fatto dell'idolatria che abbiamo parlato l'altra vita, cioè non fare immagini o sculture immagini di quello che gira in terra, no? Le chiese sono piene, ma dove vai vai? In una chiesa ci stanno un minimo 10 santi, 10 madonne, quando poi c'è scritto nella Bibbia che non bisogna farlo. Sono state, non sono quelle persone lì, non vanno venerate. Però purtroppo si è tramandata nei secoli e la cosa è rimasta. Quindi non si può fare niente, ora è andata così, quindi diciamo che la cosa è stata anche della Chiesa in tanti anni che ha cambiato le regole a suo favore pure, perché parliamoci chiaro, tutti questi soldi vanno da lì.
Poi io dico la Chiesa di Gesù è povera, no? Ragazzi, i soldi del Vaticano sono una cosa che non si può quantificare. Secondo me non lo potremmo mai fare. Potrebbero sfamare tutto il mondo. Potrebbero sistemare tutto il mondo, solo loro. Ma lo so, lo sa, ma è così, è. Qui la Chiesa Cattolica, calcolate che il 60%, ho letto sul Vaticano, ma tempo fa, il 60% dell'oro mondiale è del Vaticano, il 50% degli edifici nel mondo, qua non si parla dell'Italia, è del Vaticano. E voi immaginate questo quanto denaro ha? La banca vaticana più forte al mondo. Quindi, come dite voi, la massoneria là ci mangia di pesante. Questi hanno miliardi e miliardi e miliardi di euro che potrebbero sistemare il pianeta intero, eppure Marte oppure qualche altro pianeta. Ma tranquillamente arriverebbero i soldi. A volte qualcuno quando dice gli immigrati, dice perché non li porti al Vaticano? Hanno ragione a parte. Potrebbero ospitare tutta l'Africa loro con i soldi che hanno. Sì, sì, ma quella è la cosa, non da predicare la mia parola, queste sono state le sue parole. Se no avrebbe detto, guarda ragazzi, fate delle chiese, degli edifici dove portare persone a pregare, mettetevi. Non ha detto questo lui, ha detto andate per il mondo a portare. I gesuita sì, i gesuita sono quelli più, un po' più particolari, quindi già il fatto del Papa Nero che si diceva perché il gesuita, quello là principale, porta diciamo un giaccone nero, perciò quando nella profezia diciamo il Papa Nero lo davano come Papa Bergoglio è perché i gesuiti portano questo eh, diciamo questo cappuccio nero intero, quindi perciò dicevano il Papa Nero, però non ci credo tanto a queste profezie. Al finale sei bravo, adesso è tutto per i soldi, al finale non ci stanno santi, è sempre una cosa di soldi. Comunque ragazzi, lasciatemi un commento di cosa ne pensate, secondo voi e può essere Mauro Biglino il falso profeta? Colui che aprirà la porta di alieno sia di Cristo? Se sì, perché? Se no, perché lo stesso? Ragazzi, buona serata, vi auguro a tutti una buona notte. Prossimo video e faccio vedere. Sì, ma guarda Massimo, il problema è che deve essere per forza uno che farà del bene, in effetti, uno che verrà come hai detto tu, un agnello. Quindi se viene l'anticristo non è che qua arriva la guerra, no, no, qua arriva la pace, arriva i miracoli, questo ti devi aspettare, non arriva quello si arriva tutti quanti come sta scritto anche gli eletti saranno ingannati, pensa quanto sarà bravo. Gli eletti sarebbero quelli che stanno più vicino a Dio. Sarà talmente bravo e farà talmente opere di bene che anche gli eletti potranno essere ingannati. Quindi arriverà qualche cosa di buono, non di male. Che poi è male dopo è un'altra cosa. Però ti farà vedere solo bene finché vuole lui. Sì, sì, mo vado. Ragazzi, lasciate un commento sotto al video e ci sentiamo alla prossima, vediamo argomento da fare. Ciao a tutti. Sì. Vabbè, ma questo qua sì, era il finale, il falso cristianesimo, il falso ci sta, perché hanno cambiato tutte le regole, la vera Bibbia, la vera traduzione, non ce l'ha secondo me. Ok, Michele. Ragazzi, buonasera a tutti, un saluto. Ciao.